Ha avuto una grande partecipazione di pubblico il convegno sulle nuove politiche urbane per una rigenerazione sostenibile delle nostre città, che si è tenuto lo scorso fine settimana al Castello Chiaramonte di Favara per iniziativa dell'Ordine degli Architetti e della Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Agrigento. In occasione dell'evento sono state installate una serie di mostre di architettura contemporanea, di qualità, in diversi luoghi significativi, come Piazza Cavour, le sale del Castello Chiaramonte, i cortili della Farm Cultural Park. I lavori aperti dal presidente dell'Ordine di Agrigento Pietro Fraccabrino e dal presidente della Fondazione Rino Lamendola si sono articolati in 2 giornate. Significativa la presenza del Consiglio Nazionale degli Architetti, cui ha partecipato ai lavori anche il presidente Giuseppe Capochin. Al dibattito hanno partecipato anche esperti di caratura internazionale come Mario Cucinella, Oriol Capdevila dello studio BM di Barcellona, Maurizio Carta, Andrea Sciascia, Gianfranco Turzolino, Valeria Scavone e Alessia Cilona. Per la Regione è intervenuto il dirigente generale del Dipartimento dell'Urbanistica, Carmelo Frittitta. Presidente, ecco gli obiettivi di questa interessante iniziativa che si svolge oggi qui a Favara sulla rigenerazione urbana. Sì, è un'iniziativa intanto che si articola in 2 giornate. Oggi sarà la giornata dell'inaugurazione e presentazione delle mostre di architettura contemporanea che si ispirano alla rigenerazione urbana sostenibile. In particolare saranno installate, sono state già installate nella piazza, nelle sale del castello, nei locali del Quid Vicolo Luna e nei locali dell'Urban Center una serie di mostre di architettura contemporanea che si ispira alla rigenerazione urbana sostenibile. Sono mostre di esperti di caratura internazionale come Mario Cucinella e Oriol Capdevila dallo studio MBM di Barcellona, ma ci sono anche progetti di architetti locali che nel tempo hanno dimostrato che sanno produrre architettura di qualità, contemporanea di qualità, e non per nulla hanno vinto una serie di premi internazionali come il premio Sirica e il premio Riuso. Poi ci sono altre mostre che riguardano invece tesi di laurea che sono state portate avanti da relatori illuminati. Anche queste tesi di laurea si ispirano sempre allo stesso motivo che è quello della rigenerazione urbana sostenibile, quindi al recupero del costruito, alla valorizzazione dei centri storici, alla riqualificazione delle nostre periferie urbane, il tutto promuovendo un nuovo modello di sviluppo sostenibile. L'obiettivo principale è quello di stimolare un'inversione di tendenza delle politiche di gestione del territorio adottate nelle nostre città negli ultimi 50 anni. Ecco, sì. Lei ha affermato questo nel corso del suo intervento. Sì, è vero, gli ultimi 50 anni nel nostro Paese hanno preso il sopravvento politiche che hanno puntato ad un'espansione edilizia sovradimensionata rispetto alle reali esigenze residenziali, e questo ha prodotto una serie di criticità. La prima è l'abbandono dei centri storici. La seconda è il consumo esagerato di suolo che viene sempre più impermeabilizzato, suolo dove scorre, quando l'acqua meteorica scorre sempre più velocemente, sempre più abbondantemente, con il rischio di alimentare le alluvioni e i disastri ambientali a cui purtroppo oramai siamo abituati a vedere. Ecco. Una terza criticità è di tipo economico, perché se noi continuiamo a fronte di un mancato incremento di contribuenti, continuiamo ad espandere le nostre città, diciamo che l'economia delle casse comunali prima o poi andrà a collasso, perché il comune è costretto, a parità di entrate, è costretto a spendere molto di più per garantire servizi e opere di urbanizzazione su superfici sempre più grandi. Prendiamo il caso di Agrigento. Agrigento 60 anni fa
50 anni fa aveva circa 60.000 abitanti, oggi ne ha ancora 60.000, ma nel frattempo sono nati interi quartieri come Monserrato, Villa Seta, Fontanelle, San Leone è diventata una frazione urbana, lo stesso Villaggio Mosè, per cui da qualche parte la città si doveva svuotare e si è svuotato il centro storico con i problemi di cui parlavo prima. Quindi noi domani, con il convegno di domani, intendiamo confrontarci sulle strategie per invertire la tendenza e per puntare su nuove politiche di rigenerazione urbana che invece puntino, come dicevo prima, sul recupero del costruito e sulla riduzione drastica di consumo di suolo. Ecco, un'ultima domanda, lei è anche vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, ecco, in questo senso, al fine di un recupero dei centri urbani e di una loro rigenerazione, quale linee state adottando anche a livello nazionale? Beh, c'è la consapevolezza che oltre a questo tipo di politiche, anteporre al consumo di suolo il recupero del costruito, è necessario anche che ci siano investimenti pubblici. Certo, qui noi abbiamo apprezzato a Favara quello che è nato, no? C'è un investitore privato che ha trasformato dei cortili in vere e proprie gallerie culturali, gallerie di arte contemporanea, di architettura contemporanea. Però noi siamo convinti che perché sia completo il processo di rigenerazione urbana occorrono anche investimenti pubblici, perché altrimenti, anche se ci sono gli incentivi, il cittadino non andrà mai a abitare in un cortile dove non c'è l'illuminazione, dove non c'è il servizio idrico, dove non ci sono i parcheggi vicini, dove non c'è una pavimentazione decente. Per cui all'iniziativa privata bisogna coniugare l'iniziativa pubblica. In tal senso devo dire che è positivo quello che sta accadendo ad Agrigento con il progetto Girgenti, quindi ecco, bisogna sposare iniziative pubbliche e private e al tempo stesso innescare un processo di inversione di tendenze della gestione del territorio. 1 o 2 giorni su nuove politiche urbane per una rigenerazione sostenibile, oggi e domani il convegno che organizza l'Ordine degli Architetti qui a Favara, prendendo proprio spunto dalla Farm. Sì, l'Ordine degli Architetti, in piena sinergia con la Fondazione Architetti del Mediterraneo Agrigento, il Consiglio nazionale, la Consulta regionale degli architetti, il Comune di Favara, la Farm, l'Università, abbiamo voluto tutti insieme, li ho voluti citare perché è un lavoro di sinergia, di squadra, che è stato dedicato a un tema di grandissima attualità come quello della riqualificazione e della rigenerazione urbana sostenibile, e che abbiamo voluto articolare in 2 giornate, quella di oggi che è iniziata nel segno della piena adesione, perché stiamo registrando ben oltre 300 persone, forse quasi 400, che è dedicata alla presentazione delle mostre di architettura e di progettazione di rigenerazione urbana, ma mostre anche di tesi di laurea, tesi che sono dei veri e propri progetti che segnano la versatilità degli architetti, gli studenti dei corsi di laurea di architettura di Palermo e di Agrigento, e la capacità di accingersi a prepararsi al mondo del lavoro, della progettazione che seguirà la laurea. Abbiamo poi progetti di architettura di chiari, di luminari di chiara fama internazionale. Abbiamo l'onore di avere Mario Cucinella, Oriol Capedevia dello studio MBM di Barcellona, di Maurizio Carta, Gianfranco Tuzzolino e numerosi altri studiosi e esponenti del mondo accademico che oggi presentano i propri lavori e che domani saranno impegnati nelle relazioni unitamente a numerosi altri studiosi che caratterizzeranno il convegno e che si confronteranno con i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali preposte al governo del territorio, proprio perché questo deve essere un momento di condivisione ma al contempo di ragionamento, di riflessione al fine di individuare le linee programmatiche, le strategie proposte, nuove proposte per una modalità di approccio al territorio basata proprio sulla riqualificazione e sul freno al consumo del suolo che ha caratterizzato la visione della città per
parecchi decenni del passato. Il fatto che si svolga a Favara ha un suo significato, no? Certamente, non è un caso, anzi abbiamo voluto celebrare questa manifestazione di carattere internazionale a Favara, perché Favara è il luogo simbolo della rigenerazione. Con le esperienze della Farm, del Quid Vicolo Luna, si sta collocando come esempio di pianificazione virtuosa e di riqualificazione del territorio, quindi la scelta era doverosa e sicuramente ci pensiamo da tempo. Ecco. Parliamo di questa presenza qui a Favara e di questa interessante iniziativa che parla di rigenerazione urbana, ecco, vede anche la sua presenza. Sì, grazie. Ma è una situazione molto interessante perché sembra quasi un miracolo, diciamo, no? Che una città piccolina come Favara, che qualcuno crede nella città, qualcuno crede che si può fare delle cose, qualcuno non solamente fa degli investimenti, sino che mette sul campo delle idee, diciamo, non solamente cerca un recupero economico, sino che alla fine partono le idee, parte il rischio e sicuramente deve partire qualcosa in più. Diciamo, stiamo affrontando la Far Cultura, stiamo affrontando la creazione di nuovi alberghi, stiamo affrontando però io penso che se dobbiamo affrontare, essere più forti, dobbiamo essere più impegnativi, fare delle altre forzature del ragionare solamente sullo spazio pubblico e rigenerarlo, diciamo, e soprattutto non dobbiamo dimenticarci degli errori che abbiamo commesso, che questo è il vero riuso, diciamo che alla fine noi dobbiamo recuperare le cose che abbiamo fatto male. Quanto è importante recuperare appunto il patrimonio edilizio esistente, in particolare quello storico? Diciamo che è molto importante, però non dobbiamo dimenticarci che il patrimonio storico è il risultato della sovrapposizione. Per esempio io ero rimasto molto colpito nell'albergo che mi ospita, che ha intervenuto all'interno di un fabbricato più o meno storico, con un certo valore artistico, anche volumetrico all'interno del centro storico di questa città, e che hanno fatto un intervento di trasformarlo in un albergo moderno, di altissima qualità, anche facendo introduzioni di pezzi molto interessanti di architettura moderna. Questo vuol dire che ha avuto un imprenditore coraggioso, abbiamo avuto un architetto coraggioso e un sovrintendente comprensivo. Un'iniziativa come quella di oggi, che vede l'incontro di tante culture diverse, diciamo, che qui si confrontano a Favara, quanto è importante? Io penso che è moltissimo importante, io penso che siamo in un punto dove l'architettura sta perdendo molto senso, dove sta guadagnando molto senso la falsa interpretazione anche della urbanistica e soprattutto perde senso il valore umano della città. Penso che è importantissimo che sia l'università, sia l'amministrazione, siano anche le organizzazioni amministrative, anche noi professionisti, che ci mettiamo d'accordo per risolvere tutti questi problemi che sono fondamentali. Lei oggi qui a Favara rappresenta il Consiglio Nazionale degli Architetti, intanto cosa ne pensa di questo incontro, di questa iniziativa fatta proprio qui a Favara? Beh, mi fa molto piacere che sia fatta qui a Favara. È stata fatta l'illustrazione di questo bellissimo intervento in occasione della conferenza degli architetti della Sicilia fine ottobre. È già stata l'illustrazione ed eravamo a Ragusa e oggi ho l'opportunità quindi di viverla direttamente, perché è un tema importante di rigenerazione urbana e quindi un esempio importante anche in Italia, come in altri paesi invece sono molto più sviluppati, e questa è un'occasione molto importante, quindi sono felice di essere qua. Ecco, voi a livello nazionale che tipo di input date, diciamo, ai vostri colleghi, alle amministrazioni da seguire? Diciamo che questo per noi è un tema fondamentale per il livello politico degli architetti. Ci stiamo lavorando già da parecchi anni, stiamo analizzando, anzi abbiamo già analizzato le esperienze internazionali più avanzate sia come ecoquartieri sia come ecocittà, cioè le capitali verdi europee, e abbiamo visto che negli altri paesi la politica è molto più avanti in questa direzione, cioè c'è una visione delle città che guarda minimo al 2050, che pone la persona al centro di questo progetto di riqualificazione, e quindi tutti gli investimenti, i soldi pubblici che vengono investiti, e sono tanti negli altri paesi, sono strutturati in base a delle leggi ben precise e quindi i finanziamenti vengono dati per progetti che riqualificano. Questo cosa significa? Che un euro pubblico investito in questi paesi ne genera almeno da 4 a 5 di euro privati, perché muove l'economia. Quello che non sta avvenendo in Italia. Allora noi stiamo sensibilizzando, e l'altro giorno ero dal ministro Del Rio per spiegare questa diversità di quello che avviene in Italia con finanziamenti straordinari anziché finanziamenti strutturali, e quindi con obiettivi in questa direzione. Ecco, come vede lei la Sicilia da questo giro che si sta facendo, sotto chiaramente
punto di vista urbanistico? Beh, diciamo che non conosco molto bene adesso la realtà specifica della Sicilia, anche se nell'ultimo anno sono venuto ben 4 volte. Ho visto dei bellissimi esempi, ho visto Ragusa, il centro di Ragusa, la riqualificazione fatta è veramente un intervento molto molto importante. Ho visto dei bellissimi interventi a Catania, quando sono stato a Catania, quindi sicuramente c'è un'attività molto forte in questa direzione e credo che sia il caso di Favara in modo particolare sia un esempio come la cultura, perché questo è un intervento che è culturale, la cultura è anche un volano per l'economia, cioè attira i giovani e attira poi a nuove attività e quindi genera economia. Come si spiega il fatto che negli anni la gente, le persone un poco sono andate via dal centro storico e ora a quanto pare c'è un po' un ritorno verso il centro storico, la sua spiegazione? Ma diciamo che dipende sempre dalle funzioni. Allora, se in un centro storico si riesce a creare una mixità di funzioni, cioè abbiamo visto, no, si sono svuotati i grandi contenitori pubblici, abbiamo visto in tantissime città, non solo in Sicilia, questo anche nel nord, e questo ha impoverito moltissimo i centri storici. E sono importanti trovare dei sistemi, come è stato fatto qui a Favara ad esempio, dove mettere assieme una mixità di funzioni che possano rimettere in moto l'economia, perché se l'economia funziona, torna anche la gente, in caso contrario la gente non torna. Quindi la cultura è un elemento fondamentale di questo e i centri storici chiaramente devono vivere soprattutto con la cultura. Ecco, le linee europee in questo senso, il mercato europeo, l'Unione Europea in questo senso che tipo di politica può fare? Allora io ero a Parigi un paio di settimane fa a una riunione con i rappresentanti di 18 paesi, i direttori dei ministeri della cultura delle principali paesi europei, erano 18 paesi. Il tema era l'architettura, il valore dell'architettura anche sotto il profilo economico, cioè dimostrazione che l'architettura di qualità è un volano per lo sviluppo. Negli altri paesi, molti paesi hanno leggi per la promozione della qualità dell'architettura. E in questi paesi a progettare sono gli architetti, in Francia, in Portogallo, nei paesi nordici e quindi c'è una visione dell'architettura in questa direzione. L'internazionalizzazione della professione e quindi mercati che noi dobbiamo assolutamente aggredire, quindi creando le condizioni perché questo avvenga. Professore Carta, intanto come valuta questa iniziativa fatta qui a Favara, dove è sede della Farm, insomma, che ormai diciamo, è conosciutissima un po' in tutta Italia? Questa iniziativa non poteva che farsi a Favara, perché a Favara c'è Farm, ma a Favara c'è anche qualcos'altro, non c'è più solo Farm e questa è la grande ricchezza di Favara. A Favara c'è un progetto straordinario di orti urbani che riguarda la Valle degli Orti, ci sono iniziative autonome private come qui di Vicolo Luna, come Palazzo Cafisi, come Zighi Zaghi. A Favara oggi la rigenerazione urbana è una realtà, c'è un'amministrazione comunale che ci crede, che lavora costantemente sia a livello di decisori politici che a livello di squadra di amministrazione, per cui è il luogo naturale, è il luogo dove si dimostra che la rigenerazione urbana non è soltanto una teoria, non è soltanto una nuova parola, ma è una battaglia che si combatte quotidianamente con le persone, con i luoghi per riattivare queste straordinarie qualità e identità che noi possediamo e farlo in un castello come questo, la dimostrazione che la rigenerazione urbana l'avevamo inventata noi quando facevamo architettura di questa qualità. Ecco, oggi si parla delle strategie per stimolare la rigenerazione delle nostre città, ci sono tante tesi, secondo me quali sono le più importanti, la vincente? Secondo me la vincente è di mettere insieme diverse strategie economiche, strategie sociali, strategie imprenditoriali, strategie amministrative. Non basta più soltanto un approccio. Oggi la rigenerazione urbana ci impone di guardare tutto il sistema dello sviluppo. La rigenerazione urbana nei fatti è un nuovo modello di sviluppo. Quindi il recupero dei centri storici oggi è estremamente importante in un momento in cui la gente è andata via dai centri storici verso la periferia. È fondamentale il recupero dei centri storici, ma è anche fondamentale, ancora una volta, in un luogo come Favara, recuperare il rapporto tra centro storico, periferia e dimensione rurale. Non dobbiamo dimenticare la straordinaria ricchezza agricola di questo territorio e quindi le sue tradizioni, l'agroalimentare, anche di agroalimentare è fatta la rigenerazione urbana. Ecco, in generale un'idea sulla Sicilia. A che punto è la Sicilia sotto questo aspetto? Io credo che abbiamo ancora strada da percorrere e dobbiamo percorrerla tutti insieme avendo una stessa visione, uno stesso orizzonte. Abbiamo luoghi straordinari, adesso abbiamo bisogno di un
ecosistema che li mette in relazione. Non ci bastano più 1000 buoni esperimenti, 1000 buone esperienze. Adesso abbiamo bisogno che l'intera Sicilia si rigeneri e che porti avanti quella che a me piace chiamare una rigenerazione urbana insieme ad una rigenerazione umana, che è anche politica, sociale, culturale. Dottore Carmelo Fittitta, dirigente generale Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana, ha ritenuto di partecipare a questa interessante iniziativa che vede Favara al centro un po' di tematiche importanti, ma che fa riferimento anche a tematiche di carattere regionale. Ecco, cosa ne pensa intanto di questa iniziativa? L'iniziativa è molto importante perché centra il tema della rigenerazione urbana. Vedete, dal 2008, da quando è iniziata la crisi, questa crisi pesantissima per il settore edile, circa il 26% delle imprese del settore dell'edilizia hanno chiuso negli ultimi, dal 2008 al 2016. L'elemento che è stato in controtendenza è stato proprio la riqualificazione e la rigenerazione urbana, cioè abbiamo notato molte meno nuove costruzioni e molta più riqualificazione urbanistica. È chiaro che è un discorso che va portato a sistema attraverso un piano quanto più concertato possibile. Il fatto che si tenga oggi a Favara un convegno sulla riqualificazione urbana la dice lunga su quella che è la volontà sia del mondo scientifico, dell'università, degli ordini professionali, ma anche della Regione, di come dire, traguardare questo tema e trovare delle soluzioni che devono essere sicuramente immediate. Voi che tipo di indirizzo date, ecco, non solo da un punto di vista politico ma anche da un punto di vista tecnico proprio come assessorato? Dal punto di vista tecnico è da anni che ci occupiamo di sviluppo sostenibile. La stessa valutazione ambientale strategica che discende dal decreto legislativo 152/2006 per i piani urbanistici e per le varianti dei piani urbanistici altro non è che una valutazione della sostenibilità degli interventi e quindi in questo contesto già è da anni che ci occupiamo di qualificare le varianti e i piani in termini di sostenibilità. Posso anche dire che nel 2016 due importanti norme, la legge 13 e la legge 16, hanno visto finalmente la luce. La prima si occupa della riqualificazione dei centri storici e la seconda si occupa invece del recepimento del testo unico del 380 in materia edilizia. In entrambe si parla, vi sono più che cenni, cioè vi sono parti consistenti che si occupano della perequazione e della compensazione urbanistica, che sono temi che saranno oggi sicuramente dibattuti. Come valuta questo ritorno un po' da parte della gente, del cittadino comune verso le cose antiche, verso i centri storici, mentre in un primo tempo c'è stato un po' l'allontanamento? Lo rivaluto come un rimpossessarsi di un aspetto identitario, cioè si è capito che l'omologazione non porta da nessuna parte, la riqualificazione e il rimpossessarci tutti quanti di quella che è la nostra identità costituisce un elemento differenziale rispetto a altre società. Noi non abbiamo da fare grandi palazzi, anche perché non ne siamo capaci, o fare città, come dire, modernissime. Noi dobbiamo, come dire, appunto rimpossessarci di luoghi come quello che oggi ci ospita, riqualificarli, riconnetterli col tessuto urbano, ricucire, riqualificare soprattutto i vuoti urbanistici, ce ne sono tanti nelle nostre città. Il tema del centro storico è un tema complesso, per esempio per Favara c'è stata una contaminazione tra l'antico e il moderno, chiamiamolo moderno, e quindi va fatta una rilettura che, dico io, deve passare edificio per edificio, caratterizzare i singoli edifici per capire ciò che può costituire ancora qualità e ciò che invece eventualmente va, come dire, in alcuni casi anche demolito. Un'ultima domanda, ecco, approfitto del suo ruolo, si parla oggi spesso, diciamo, di emergenze territoriali, le frane, vediamo gli strappamenti dei fiumi, dei laghi, ecco, in questo senso voi come assessorato cosa cercate di fare? Noi abbiamo un massiccio intervento nel patto per la Sicilia, sono più di 750 milioni che in questo momento è stata già avviata la fase di attuazione da parte del commissario per il dissesto idrogeologico, la struttura di missione. Il commissario è il presidente della regione che in questo momento ha delegato le funzioni all'assessore Croce, l'assessore al territorio. La struttura sta già avviando i primi bandi e una cosa voglio dire, mi preme dire, la scelta che il governo ha fatto è quella di
come dire, guardare con la stessa attenzione tutti i territori, e quindi vi sono tantissimi interventi che riguardano tutta la Sicilia sostanzialmente, tutte quelle parti del territorio che sono oggetto di dissesto. Mario Cucinella, presente qui a questa iniziativa di Favara, intanto una sua prima valutazione di questo evento che raccoglie anche l'interesse di tanti colleghi non solo della provincia di Agrigento, provenienti un po' da tutta Italia. Sono momenti importanti di confronto su un tema di grande attualità, che è appunto quello di prendersi cura delle nostre città e quindi attivare dei meccanismi sia edilizi ma anche sociali nella rigenerazione del nostro patrimonio edilizio. Quindi Favara poi è un luogo, mi sembra, molto speciale dove questa iniziativa di Farma ha veramente messo in moto un meccanismo reale di rigenerazione. Mi sembra un modello interessante da portare come esempio anche in molte altre città italiane. Ecco, parliamo anche della popolazione, che c'è stato un momento in cui è andata via dal centro storico, ora sembra quasi quasi che ci sia un riappropriamento del centro storico, come mai? Sono tante le ragioni per cui si può tornare ai centri storici, secondo me perché alla fine la qualità dello spazio, la qualità degli edifici nel centro storico è decisamente migliore di quello che è stato costruito poi fuori dalle città, chiamiamole le periferie. E forse anche un'idea di comunità più intensa, più densa, siamo tutti più vicini, le piazze, le strade. Credo che ci siano finalmente anche delle condizioni per cui la gente ripensa che forse il centro storico non è quel luogo che è stato anche molto difficile, no? Pensa 50 anni fa comunque c'era un problema anche sanitario, di luce, di aria, ecco, però ho l'impressione che la città che abbiamo costruito nuova sia forse ancora peggio di quella che è quella storica. Quindi questo ritorno è un segnale interessante ed è anche un segnale importante per la memoria di questi luoghi, perché alla fine i centri storici sono un po' la nostra letteratura, cioè sono la memoria storica di una città, un'identità, soprattutto perché in molti centri storici ci sono dei luoghi sociali molto importanti, ci sono delle belle piazze, ci sono i palazzi pubblici, c'è il comune, ci sono i musei, quindi credo che sia un segnale molto importante dopo che tanti anni fa la gente li ha abbandonati per un miraggio di andare a abitare nelle nuove case che probabilmente erano anche più salubri rispetto a oggi, però oggi in realtà la condizione è molto cambiata, quindi c'è anche un bisogno di stare insieme che forse prima era un po' svanito. Ecco. Parliamo anche della politica nazionale, secondo lei lo Stato fa abbastanza per il recupero dei centri storici? Lo Stato può fare una parte della partita, la può giocare una parte lo Stato, insomma, il governo ha messo 2 miliardi sul tema delle periferie, quindi un'azione la sta facendo. È chiaro che non possiamo pensare che lo Stato metterà a posto le nostre città, anche perché le città non sono mica tutte pubbliche, sono fondamentalmente private. Quindi lo Stato può essere quel meccanismo che innesca un meccanismo di cambiamento e poi il mondo privato e imprenditoriale deve giocare la sua parte. Parlavo anche come indirizzo politico, diciamo, programmatico, amministrativo. Non è che ci sono tante opzioni sul tavolo, cioè il governo questa azione la deve fare per forza, perché la competitività delle città è una competizione ormai a livello internazionale, la qualità della città fa la differenza per il lavoro, per la salute, per far crescere i propri figli, quindi non è che ci sono altre strade, quella è la strada giusta. Il problema sono sempre i meccanismi con cui queste risorse vengono distribuite sul territorio, ma credo che il mondo privato deve cogliere questa opportunità per trasformare l'inizio di un cambiamento in un vero motore economico. Però la partita la devono giocare anche i privati, gli imprenditori, non è solo lo Stato. Qui può giocare un po', ma non è più quella partita in cui lo Stato fa tutto e gli altri guardano, ecco, qui c'è da lavorare. Seconda giornata di questo interessante convegno dove sono a contatto, a confronto varie strategie che ognuno del vostro ordine porta avanti per un riuso e un recupero del centro storico. Ecco, sono stati tanti gli interventi, anche nella serata di ieri vi siete recati alla Cultural Farm. Ecco, possiamo fare già un bilancio di questi 2 giorni che ha visto Favara un po' al centro di questa iniziativa del vostro non solo Consiglio nazionale ma di tutti i massimi esponenti dell'architettura italiana.
Beh, intanto diciamo che durante queste settimane stiamo trasformando la città di Favara in una galleria di architettura contemporanea votata allo sviluppo sostenibile e alla rigenerazione urbana. Quindi abbiamo questa soddisfazione perché sentiamo che c'è un coinvolgimento della città totale. Per quanto riguarda le giornate di ieri e oggi, ieri abbiamo installato, inaugurato e presentato le mostre. Oggi è un giorno molto importante perché ci confronteremo sulle strategie da attuare per concretizzare, attuare il processo di rigenerazione urbana, un processo oramai inderogabile. In occasione dell'importante convegno Rigenerazione Urbana organizzato dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento, svoltosi nel Castello Chiaramontano, gli allievi dell'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara, diretto dalla professoressa Milena Siracusa, guidati dai sapienti consigli dei professori, si sono cimentati nel servizio accoglienza, preparazione e distribuzione di un buffet, un evento che ha messo in risalto non soltanto la personalità dei giovani allievi, che vengono istruiti, grazie anche a queste esercitazioni speciali, a saper svolgere in maniera impeccabile il proprio lavoro. Ambrosini di Favara ha fattivamente collaborato alla riuscita di questa iniziativa organizzata dall'Ordine degli Architetti. Ma c'è stato un grande lavoro di preparazione nelle officine della scuola, nelle cucine, e poi qui un dispiegamento di forze per il servizio di sala e per il servizio di accoglienza turistica. Ringraziamo l'Ordine degli Architetti per aver dato fiducia a questa scuola che naturalmente opera in questo settore, ma che in momenti come questo riesce a portare avanti un'esperienza di lavoro a 360 gradi, misurandosi con la percezione e il gradimento degli ospiti proprio in un banchetto vero e proprio.